Grazie Presidente. Io è con grande tristezza e anche con una dolorosa consapevolezza che oggi intervengo in aula sul tema di Sappada. Lo dico, la politica ogni tanto è anche sentimento, perché io credo che con questo provvedimento perdiamo tutti, questa è la verità. Io ho un grande rispetto degli amici di Sappada, di quelli che hanno sostenuto fortemente il referendum, ma quelli che in questi giorni hanno raccolto le firme contro il passaggio. Oggi alle ore 15 presso la sede della provincia c'è stata una conferenza stampa con molti ex amministratori che hanno portato le firme in perfetta buona fede, come erano in buona fede quelli che nel 2008 hanno fatto la battaglia invece per la rivendicazione rispetto al passaggio. Allora per quello io dico e rafforzo il concetto che noi qui con questo provvedimento rischiamo di far perdere tutti, far perdere i cittadini di Sappada, gli uni contro gli altri, divisi fra il tentativo di raggiungere una regione a statuto speciale, poi lo dirò nei numeri, lo dico anche ai colleghi delle regioni a statuto speciale, ci sono 24 comuni iscritti nell'elenco delle attività parlamentari. Sapete quanti di questi 24 comuni che hanno fatto referendum chiedono un passaggio a una regione a statuto speciale? 23, ce n'è un unico caso che è quello del passaggio fra le Marche e l'Emilia. Il resto, guarda caso, chiedono tutti di passare da una regione ordinaria a una speciale. Adesso non so, ma io credo che la statistica e la matematica abbia un pezzo delle sue ragioni se tutti questi comuni chiedono di passare a regione a statuto, perché questo è il centro della questione bellunese. Belluno è l'unica provincia d'Italia che è incuneata fortissimamente in mezzo a due regioni a statuto speciale, che si chiamano Trentino Alto Adige, Trento e Bolzano, e che si chiamano Friuli Venezia Giulia. È chiaro che questa situazione di disparità, di trattamento e di competitività dei territori è un grido d'allarme. Oggi qui noi poniamo, io con tristezza, la questione bellunese, come alcune settimane fa con un referendum è stata posta a livello nazionale la questione del Veneto nella sua interezza. Io avevo fatto due emendamenti per provocare. Se tutti gli 8 comuni che hanno già referendum passato dovessero passare, costerebbe lo Stato 9 milioni. Lo ha detto il collega D'Incà, se tutti i comuni della provincia passassero ci vogliono 110 milioni. Noi oggi siamo nelle condizioni di dire a questi comuni che domani possono fare questa operazione? Se la risposta è sì, allora affronto con più tranquillità Sappada. Se la risposta è no, per me c'è una grande tristezza, perché corriamo il rischio di creare figli e figliastri. Nel passato, dal 2010, con il centrodestra, rafforzato nel 2014, il governo e lo Stato ha cercato di mettere in campo dei fondi di perequazione e di solidarietà dei territori, non solo per dare risorse economiche, lo dico io, ma anche per far collaborare territori praticamente identici nelle politiche di sviluppo. Ecco, quel fondo ha un unico grande difetto, può intervenire su 40 comuni su 65 e io vi posso garantire che nella mia attività, e lo dico qui con la testa alta, nella mia attività di parlamentare sicuramente dal 2014 a oggi ho tentato di attuare questa collaborazione anche con la regione Friuli Venezia Giulia. Ahimè non ci siamo riusciti e questa è un'altra sconfitta, e allora ho detto la sconfitta dei sappadini, la sconfitta dei bellunesi, la sconfitta dei veneti e la sconfitta anche del governo e dello Stato. Perché è chiaro che se dal 2005, anno in cui la Mon per la prima volta, era ottobre del 2005, pone questo grido d'allarme, fino all'ultimo dei referendum, che è quello di Voltago nel 2014, ecco, noi non siamo riusciti a intervenire in maniera forte. E ripeto, guardate che sulle regioni storiche la nostra provincia potrebbe scrivere libri, perché noi abbiamo i 3 comuni ladini che sono in attesa e dal punto di vista della graduatoria i comuni ladini di Cortina, Livinallongo e Colle sono il 18° comune. Sappada, ricordo tutti, è il 19°, arriva dopo. E poi potremo parlare delle ragioni storiche, dei comuni vicino alla provincia autonoma di Treviso, eccetera, eccetera. Sappiamo però, se vogliamo essere seri legislatori, che questo oggi non è il problema centrale. Il problema centrale è l'altro, è questa sperequazione. Allora, io lo dico perché sul tema dell'applicazione del 132, come sappiamo, ci sono state negli anni
da quando i comuni hanno iniziato ad intervenire con il referendum, versioni contrastanti. Io ricordo un episodio che questo Parlamento, che questa Aula ha vissuto. 27 marzo 2019, discussione generale in aula del passaggio del comune di Montecopiolo e di Sassofeltro dalle Marche verso le Muglie. Questo è l'unico comune che passa da una regione ordinaria a un'altra regione ordinaria. Ecco, la difficoltà dell'applicazione del 132 ha fatto sì che quel provvedimento fosse rispedito in commissione. E stavamo parlando di un provvedimento molto meno complicato. Allora c'è stato un supplemento di indagine, perché anche lì le comunità locali si sono scatenate le uni contro gli altri. Io credo, e è per quello che ho parlato di una tristezza personale e politica, io credo che noi dovremmo riflettere se è corretto che noi mettiamo le comunità le une contro gli altri per riuscire ad avere un trattamento equo nei confronti dello Stato. Questa è la domanda che mi faccio, per davvero, e questa è una domanda tutta politica e che riguarda in particolare il mio territorio. Allora in questi anni io ho depositato numerosi provvedimenti per cercare di farlo capire no, al Parlamento tutto, no? Per una nuova forma di governo delle province e delle zone alpine del nostro continente, per forme di finanziamento che possono essere emergenziali e quindi costruzioni di fondi, vanno benissimo, io ho la responsabilità di cercare di dare un po' di indirizzo politico a uno di questi, ma non sono sufficienti, noi abbiamo bisogno di provvedimenti strutturali che intervengano in quelle zone e che ne fermino il vero problema, lo spopolamento, lo ha detto bene chi mi ha preceduto, perché è chiaro che livelli di servizio di qualità provocano, e lo vediamo con i numeri delle province, soprattutto di Trento e Bolzano, provocano il fatto che in quelle località tanto stupende, patrimonio dell'umanità stiamo parlando, quindi splendide e uniche, tanto complicate da vivere. Allora ecco perché abbiamo bisogno di fondi sicuramente per un primo approccio, ma di interventi strutturali. Abbiamo bisogno quindi di province montane che sono già state riconosciute dalla legge Del Rio, che abbiano forme di governo forte per affrontare le sfide del futuro, che abbiano possibilità di finanziamento dei servizi, non solo delle opere e delle spese di investimento, dei servizi, lo scuolabus, la scuola, la sanità. Ecco, questo abbiamo. E io credo che con interventi francobollo noi non andiamo in quella direzione lì. Possiamo risolvere il problema di coscienza, di dire di sì al fatto che gli amici di Sappada, e continuo a chiamarli amici, hanno votato nel 2008, ma non possiamo rispondere agli amici altrettanto di Lamont, che hanno votato nel 2005, agli amici di Sovramonte, che hanno votato nel 2005, altrettanti amici che ci sono a Cortina, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Gala, esattamente come quelli di Taibon e di Voltago, magari comuni meno noti da un punto di vista turistico, ma altrettanto importanti. Ecco, è per quello che ho iniziato con la tristezza della politica, perché io credo che qui nessuno vuole andare contro le intenzioni e la volontà, ripeto, dei sappadini che hanno votato nel 2008, ma la politica seria è quella che affronta i temi con caratteristiche generali. Allora, se io ho la certezza e dalla discussione in aula venisse fuori che noi trattiamo da domani tutti questi comuni alla stessa maniera, voterei tranquillamente. Ma siccome questa certezza in questi anni non ce l'abbiamo mai avuta, io interrogo il Parlamento. Possiamo continuare a creare figli e figliastri in questo Paese? Oppure l'Italia giusta è anche un'Italia che tratta tutti i cittadini alla stessa maniera? Ecco, su queste considerazioni che io faccio il mio intervento in discussione generale, sperando che da un appuntamento che ho definito triste e doloroso ci possa essere però al centro le politiche per l'intero Paese della nostra montanità, partendo, come l'ho detto, dal caso del Belluno, che potrebbe essere un caso da studiare fino in fondo, ma su cui intervenire a livello generale e porre rimedio a situazioni obiettivamente sperequate. Grazie. Grazie. Onorevole